Adesso diamo la parola alla Funima. La Funima è un'associazione che accoglie dei ragazzi di strada, li dà da mangiare, da dormire, li istruisce e sperando che poi trovino lavoro. Non si trova neanche in Italia, è più difficile in questi paesi. Però facciamo vedere il primo filmato, quello che hai fatto tu quando sei andato. Ok, a parola a te. Grazie. Buonasera a tutti e grazie a Silvano che ci dà la possibilità di partecipare a questo convegno e di parlare di Funima International. Doveva parlare Giovanni Bongiovanni, purtroppo non può essere qui, lo faccio io che sono un volontario dell'associazione. Sono un volontario di Funima International da circa un anno e Funima International è impegnata, ringrazio Silvano che ha già detto in maniera molto bravo esattamente cosa fa l'associazione. Lo fa in 3 paesi del Sud America, in Uruguay, Argentina e Paraguay, e lo fa anche in Italia, a Palermo. Io vi parlerò soprattutto del Paraguay, che è il progetto più recente, il progetto più giovane. Non so se avvicino troppo il microfono, io mi sento bene ma non vorrei rimbombare. Ok. Lo faccio raccontando un po' la mia storia. Un anno fa ero seduto in platea e ho conosciuto Funima, c'era appunto Giovanni Bongiovanni che ne stava parlando e ho visto insieme a mia moglie Chiara un filmato che è il filmato che andiamo a vedere subito, così entriamo subito nell'argomento. Quando io e mia moglie abbiamo visto questo filmato ci siamo subito guardati e abbiamo detto andiamo là. E novembre, un anno fa, vi ho detto prima, e quindi nel giro di un mese, il giorno di Santo Stefano, eravamo in Paraguay, siamo rimasti lì per 15 giorni e volevamo vedere da vicino questa realtà e tornare qui e poterla testimoniare. E in effetti il filmato rappresenta la realtà nuda e cruda, le cose stanno proprio così. Sono bambini che non hanno niente, non hanno una casa, vivono in baracche, non hanno da mangiare, non hanno da bere, a volte non hanno neanche genitori. Nella maggior parte dei casi, se hanno i genitori, comunque ricevono tutt'altro che affetto da questi. I bambini sono considerati solo operai che devono andare in strada a lavorare per portare a casa soldi per mantenere i genitori. A volte sono 2, a volte c'è la sola madre perché il padre è scappato, li ha abbandonati o è in carcere. Qualcosa ricevono questi bambini, sì, ricevono la violenza degli adulti, dei pedofili, dei spacciatori di droga, la droga che prendono molto spesso per non sentire la fame, non perché gli piaccia drogarsi. Allora, di fronte a questa realtà c'è stata una coppia di persone che vivono in Paraguay che hanno preso un locale in una delle strade principali di Asunción. Uno dei punti dove i bambini lavorano per la strada, vanno su e giù per gli autobus, facendo i giocolieri, vendendo qualcosa, e hanno cominciato in questi locali a cucinare qualcosa per loro, cominciare a sostituire la droga con il cibo e pian pianino conoscerli sempre meglio, farli entrare in una nuova famiglia, insegnare loro a scrivere, a leggere, prendersi cura di loro anche da un punto di vista, avete visto qualche immagine dove curavano i denti, e soprattutto anche una cosa importante, dare a questi bambini tanto affetto e fargli prendere un po' di autostima, perché è quello che l'affetto è quello che non ricevono assolutamente dal mondo dell'adulto. Abbiamo documentato un po' di queste cose e Funima International, che è un'associazione italiana
piccolina ma molto in gamba e molto seria e molto onesta, e sostiene questi progetti a distanza. Con questo materiale che abbiamo portato a casa ha realizzato un piccolo filmato che ora vi mostrerò, che fa vedere un po' qualcosa in più su questo merendero, cioè questa mensa che è stata creata per i bambini, questi locali, piccoli locali che sono stati presi in affitto per loro. Per cui andiamo a vedere subito un secondo filmato. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Carlos. ¿Cuántos años tienes? 16. Ok. ¿Cuál es tu trabajo? Vendo colgate y plumel. ¿Qué te gusta también? ¿Jugar? ¿Estar con amigos? Sí. Como jugar partido lo que me gusta más. ¿Cómo ha conocido el merendero? Hace como 2 años por ahí recién yo. ¿Te gusta el merendero? Sí. ¿Por qué? Porque se da para comer y se dan ropa y eso. ¿Y qué quieres hacer cuando serás grande? Quiero ser albañil. Algo así. Electricista. ¿Quieres hacer un saludo a Italia? Sí. Un gran saludo para todos los italianos. Gracias. Este es el sol. Hola Elías. El sol. El tamaño del sol en este dibujo y nos da la idea de qué tan grande es nuestra Tierra con el sol. ¡Qué lindo! ¿Quién lo pintó? ¿Quién lo pintó? Veramente. Come ti chiama? David. Questo colore l'ha pintato David. Pintiamo ancora? Sì.
Sí, tengo. Hola. ¿Cómo te llamas? Héctor, Héctor, ¿cuántos años tienes? 17. Ok. ¿Cuál es tu trabajo? Y hago malabarismo con la pelotita y también algunas veces vendo cosas por la calle. ¿Y cosa otro te gusta? ¿Jugar? Me gusta mucho el partido, fútbol, y también así quiero terminar mi colegio para ser futbolista profesional. ¿Te gusta el merendero? Sí, mucho. Hace 5 años que desde que empezó que yo estoy con la tía Hilda. ¿Cómo has conocido el merendero? Eso era cuando yo apenas tenía 10 años por ahí. Ya Eusebio ya era San Martín y ¿cómo era? Nosotros fuimos el primero con mi mamá y mi hermano, y eso fuimos el primero que nos fuimos en el merendero. ¿Por qué te gusta el merendero? Y sí, porque viene mucha así gente y eso que son de otro lado, y así se ayuda a conocer más a la gente y todas esas cosas, y nos enseña muchas cosas buenas. ¿Y qué quería hacer cuando serás grande? Sí. Me gustaría ser, o sea, mi sueño es ser futbolista profesional, y por eso te dije que quiero terminar mi colegio y todas esas cosas, y si me da irme a la facultad y eso también. Muchas gracias, Héctor. Questo è il Gustazione del merendero. ¿Quieres dar un saludo all'Italia? Io mi chiamo Andrea e vivo qui a Cittadella, a pochi chilometri da qua, e da quando io e Chiara siamo tornati dal Paraguay cerchiamo di organizzare eventi, spettacoli, cene per raccogliere fondi per sostenere questo progetto. Il prossimo evento che stiamo organizzando è domani, ci sarà una recita per bambini a San Giorgio in Bosco. Abbiamo trovato disponibilità di una compagnia teatrale a recitare gratuitamente in modo da destinare tutto il ricavato al Paraguay. Il 13 dicembre stiamo organizzando una bella cena con ospiti, ci saranno cantanti e cabarettisti, una bellissima mostra di quadri e quindi una bella serata, una bella cena e anche divertimento a solo 30 euro, non mi sembra una cifra enorme. Anche qui il ricavato andrà per sostenere loro. Abbiamo fatto anche degli incontri, poi concludo, degli incontri con associazioni qui di Cittadella o cittadini o gente nella parrocchia, chi in qualsiasi modo si potesse fare per parlare di più del Paraguay, raccontare la nostra esperienza. Mi piace anche, ci sono tante cose da dire, ci sono tante cose da dire e purtroppo qui non c'è tempo, e mi piace anche raccogliere le domande delle persone
per poter dire di più, perché tante cose poi non ti vengono in mente, e ti vengono in mente quando ti vengono chieste delle cose. E ci viene spesso chiesto, ma che bravi che siete andati lì, ma come è stato possibile, che coraggio andare lì, stare in mezzo a loro. E in realtà non è stato dura stare lì, è stato un po' dura tornare qui, perché per l'indifferenza che c'è sia qui che lì. Noi viviamo qui e quindi abbiamo a che fare con l'indifferenza che c'è qui di fronte a queste cose. E come ha detto il parroco della mia parrocchia, fa più male l'indifferenza dei buoni che la cattiveria dei cattivi. È vero, questi bambini ormai il male lo hanno già ricevuto, adesso avrebbero bisogno di ricevere un po' di bene. Per far questo non bisogna essere indifferenti. Se c'è un minuto per la Presidente dell'associazione, se vuole dare un saluto. Vieni pure su. Ci sono tanti modi per sostenere Fonima, uno molto semplice è il 5 per 1000, ho scoperto che tante persone non sanno neanche cos'è, sono soldi che comunque quando si pagano le tasse si devono lasciare giù da qualche parte, quindi uno può decidere se destinarli a Fonima International, per esempio. Sì, brevemente vi abbraccio e porto i saluti di tutto lo staff che è rimasto giù nelle Marche, dove c'è la sede legale dell'associazione. Ringrazio tanto per questo spazio e vi dico solamente una cosa, che un pensiero che desidero condividere con tutti voi e con tutti i collegati. Ciao Pierre, conosco benissimo da tanti anni. Sono immagini, quelle che abbiamo visto, che ho visto tante volte, perché abbiamo voluto fortemente che Giovanni Marrozzini, l'autore e fotografo professionista che ha trascorso 2 mesi in Sud America, specificatamente ad Asunción, l'abbiamo voluto perché grazie a lui abbiamo avuto uno specchio sia visivo ma anche interiore di dove può arrivare la miseria umana, la desolazione e la tristezza, e che cosa la controparte invece potrebbe fare. Quindi ecco, entro in un campo specifico dove a quella miseria, appunto, come diceva prima Andrea, c'è la nostra di miseria, la nostra, quella interiore, quella dell'indifferenza, quella che releghiamo a persone che sono irresponsabili, governanti, che a loro volta pure sono indifferenti, sia lì che qua. E tutto legato al fatto che non ci si rende conto di una immagine che è passata prima del nostro amico Omar Cristaldo, che era il presidente dell'associazione, nostra partner lì in Argentina, un'immagine che mi ha colpito molto. Lui in quell'ambiente stava spiegando, quindi cercando di sollevare la tristezza interiore, la violenza interiore indicibile, che non si può descrivere, che provano continuamente questi ragazzini, questi bambini, facendogli vedere come quando noi ci alziamo in un aereo, no? Cosa c'è sotto? Quando sei su un aereo ridimensioni tutto, dici io sono qua su, ti rendi conto di quanto è vasto il pianeta. Vedi quanto è vasto e ti rendi conto di quanto siamo piccoli. Noi qua giù ci sembriamo giganti, invece siamo piccoli. Lui, Omar, faceva vedere il sole, stava mostrando il sole, l'immensità del sole, senza il quale tutto il sistema solare, tutto il nostro pianeta, non c'è vita, non ci sarebbe vita, e il puntino piccolino che era la Terra. È una cosa importante, e penso che in un convegno come questo, dove siete qui presenti perché state cercando e perché avete già la coscienza, abbiamo la coscienza che siamo inseriti in un contesto più ampio, non siamo che un'infinitesima parte di un tutto, no? È così, ecco che situazioni come questa, dove si può operare e si può reagire e si può fare qualcosa, non è la ricetta della soluzione dei mali nel mondo, ma è sicuramente prenderci in mano la nostra vita e portarla avanti, ciascuno con la propria professione, ciascuno con la propria ricerca, perché siamo messi male tutti tanto, veramente. Sei d'accordo? Sì. Vi ringrazio per questo spazio e godrò della serata insieme a voi. Grazie, e siamo disponibili ad approfondire quando e come volete. Grazie. Grazie a te.
Chiediamo la parola. Sì, una cosa sola, uscendo c'è un banchettino appunto di Funima con qualche volantino, qualche informazione in più. C'è anche la possibilità di lasciarci la vostra email. Quello che ci interessa più di tutto è mandarvi informazioni su come il progetto va avanti. Poi, se qualcuno vuole aiutare, esistono tante forme. C'è chi ha aiutato economicamente, c'è chi ha detto io so dipingere dei quadri, li metto a disposizione per aiutare l'associazione, c'è chi ha detto io so cantare, vengo a cantare per fare uno spettacolo per loro, c'è chi sa recitare e ha detto facciamo una recita o anche chi semplicemente ha detto vi faccio conoscere qualcuno che può essere interessato a sostenere un progetto del genere. Quindi chi è interessato e chi ci vuole dare una mano, c'è un banchetto per lasciare dei contatti. Grazie. Grazie, direi.